non ci occupiamo di organizzazione, siamo venuti a vedere la struttura, a salutare il personale, a ringraziarlo per il lavoro che sta facendo. Le considerazioni espresse a Palmanova dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi in occasione dell'inaugurazione della Casa della Comunità dell'ambito agro-aquileiese. La struttura è stata finanziata con 3 milioni di euro, di cui la metà proveniente da fondi regionali. Riccardi ha sostenuto come quello di Palmanova rappresenti un modello organizzativo di successo, da replicare in altre aree del sistema sanitario regionale. Una visione strategica a lungo termine può superare i sistemi obsoleti e migliorare significativamente l'efficienza dell'assistenza sanitaria regionale per continuare a compiere scelte efficaci a breve termine. È stata una delle prime strutture sulle quali abbiamo assunto delle decisioni, producendo anche dei dissensi importanti che oggi vediamo essere di tutt'altra natura, perché vediamo un consenso, vediamo soprattutto la componente professionale che sta lavorando in serenità e vediamo che le persone hanno delle risposte. Signor Sindaco, possiamo dire un altro puzzle, anzi un altro tassello del puzzle incastrato per dire che Palmanova è ancora al centro di tutto. Diciamo che questa Casa della Comunità è veramente un passo avanti, miliare direi, per far progredire la medicina territoriale. Sarà un modo nuovo di lavorare. Io ho fatto il medico fino a 5 anni fa ed ero un professionista solo. Quello che penso che si debba aspettarci adesso è che i medici lavorino in equipe e quindi si prendano in carico non solo del paziente, ma riescano a realizzare un progetto per il paziente e quindi essere molto più incisivi nella cura del paziente stesso.